Amici bellini, è fatta, è arrivato il tweet, boom, ufficiale, il tweet in realtà era questo qua, però io ho fatto ufficiale, non ci potevamo credere, o meglio, ci credevamo, insomma era nell'aria, tutto a posto, noi ci siamo spaventati un pochino all'inizio, se saltava avevamo proposto Belotti eccetera eccetera, ma non è arrivato Belotti, è arrivato Osimhen, non si dice Oshimen, pare si dica Osimhen, quindi dobbiamo capire che giocatore è. Io mi sono guardato tanti video, non solo goal and skills, queste cose qua, si vedono i 17 gol. Io ho guardato video di quando lui giocava con la Nigeria a 17 anni, insomma ne ho guardato veramente. Quando uno si appassiona e ha un po' di tempo a disposizione, veramente ne ho fatti di ogni. Ma oltre questo, che possiamo poi mettere in sottofondo e ne possiamo parlare eccetera eccetera, l'intervento importante, io chiamo un amico giornalista per fargli un'intervista sul Barcellona e scopro che lui ne sa anche di Osimhen perché ha guardato partite del Lille, perché parla anche francese, e quindi ecco cosa ne pensa il giornalista inviato per Il Mattino, per Tutto Sport, per una serie di giornali incredibili, inviato a Barcellona, ecco cosa ne pensa di Osimhen. E poi dallo stesso inviato amico avremo un approfondimento su Barcellona in un video a parte, e farò, che probabilmente già si troverà più presto sul podcast, quindi se avete fretta sul podcast troverete già l'intervista integrale, podcast che potete trovare su Spotify, su Apple Music, Apple Podcast, oppure se scrivete Caffè Napoli 1926 podcast, oppure anche Valerio Fluido podcast su Google, lo trovate in qualche modo, quindi divertitevi. E lascio la parola all'intervista, questa breve considerazione su Osimhen, e poi faccio magari una chiosa. Guardateli tutti i video, lasciate il like. L'avete visto il video sul Camp Nou? Andate a vedere quello là, che ci tengo moltissimo, perché la gente dice stupidaggini e io non ci sto. Non posso non cominciare con chiederti una breve opinione sull'acquisto che adesso è ufficiale, finalmente è arrivato il tweet, Osimhen. Guarda, io Osimhen lo seguo da un anno e mezzo, perché da un anno e mezzo, dirai purtroppo, mi occupo per Tutto Sport di calcio internazionale, soprattutto di Francia, perché ho vissuto in Francia, parlo francese, e di Sud America, perché ho vissuto in Argentina. Allora, visto che il Lille lo seguo praticamente da un anno e mezzo, non ti dico spesso, però comunque con una certa frequenza, perché è una squadra che l'anno scorso ha fatto molto bene, quest'anno comunque è arrivata quarta. Io Osimhen, quando ne hanno cominciato a parlare, mi sono subito, come dire, appassionato, perché è un attaccante dall'ottimo potenziale, è un attaccante che dovevi comprarlo adesso, perché tra un anno può valerti il doppio, perché poteva arrivare qualsiasi altro tipo di concorrenza, perché è uno che comunque quest'anno ha fatto 17 gol in una squadra come il Lille, che non è che produce tanto. Ecco. E soprattutto è uno che secondo me serve, perché è un attaccante centrale dal buon fisico, dal passo lungo, che fa gli strappi e che soprattutto va in profondità. Cioè mi ricorda più Eto'o, per dire, rispetto a Drogba, se vogliamo proprio fare un paragone, capito, sì, per far capire il tipo di giocatore. È importante, perché veramente hanno detto qualsiasi tipo di giocatore africano, giusto per paragonarlo, però no, le caratteristiche, anche da quei pochi video di YouTube personalmente, mi sembravano più di uno che c'ha il lungo e che c'ha anche lo scatto nel breve. Drogba è possente. Esattamente. Quindi sai, magari se vuoi avere l'appunto, al di là del fatto che se rimane Petagna, il fatto di Milik eccetera, è uno che ti ha un'alternativa, che praticamente al Napoli da Cavani non avevi un attaccante che attaccava lo spazio in quel modo lì. Quindi, come dire, vediamo, se io di una cosa sono convinto: il potenziale c'è, che Gattuso, se l'ha voluto, vuol dire qualcosa. Ha un'idea precisa su di lui, certo. Esattamente, questo è quello che ti posso dire. Poi insomma speriamo che veramente faccia il pezzone, insomma ce l'auguriamo tutti. Io spero solamente una cosa, a margine di quello che hai detto, che già è una presentazione tattica che ci piace. I gol potrebbe anche mangiarseli qualche gol, cioè noi non dobbiamo essere troppo frettolosi se vediamo qualche gol sbagliato, no, perché crede che il piede non è educatissimo, no. Però dalla sua credo che abbia la personalità e quella voglia che io ho visto solamente in Cavani negli ultimi tempi, di mangiarsi la porta, di voler essere tipo il migliore al mondo nel ruolo, perché
lo vedo proprio che si mangia i difensori. Sì, è proprio il giocatore appunto da poco più di 20 anni, che si vede che quando va in campo vuole spaccare tutto e che c'ha appunto quell'allungo, proprio a quel passo da gazzella, veramente proprio africana, esatto, che ti può fare la differenza negli ultimi 20 minuti, poi magari ti arriva un po' stanco sotto porta, però la terza volta fa il gol, capito? Quindi devi un attimo, che pure Cavani se ne mangiava i gol. Assolutamente. E quindi, come dire, dobbiamo sperare che appunto lui poi sicuramente potrà migliorare, perché alla fine ha 21 anni. Quindi stiamo tranquilli, sicuramente se abbiamo fatto tenere a Lozano, che secondo me può ancora non essere un pacco, se insomma riusciamo in qualche modo a riprenderlo. Dobbiamo avere pazienza pure con Osimhen. È ovvio che gente come Cavani e Higuain forse non li prendiamo più per almeno 10 anni. Quindi stiamo tranquilli, non mettiamogli la pressione addosso e speriamo bene. Va bene così, allora passiamo al pezzo forte di questa breve intervista, che è il Barcellona. Insomma ragazzi, vi siete iscritti al canale, ma quante sorprese vi do? Anche gli esperti, anche i professionisti, i giornalisti che lo fanno per mestiere, che però sono giovani e quindi non dicono frasi fatte e ne capiscono veramente. Comunque queste sono alcune azioni della cosa che vi dicevo, che ho guardato Osimhen, si vede perché è biondo, si capisce, che dovreste andare a cercare su YouTube, eccetera eccetera. Full match, cercate full match per vedere un pochino come si muoveva anche quando era più giovane, e sono i margini di miglioramento. Io vedo che la palla cade, il campo di patate, vabbè, roba così. Comunque la seconda parte dell'intervista con Antonio Moschella, per quanto riguarda un focus sul Barcellona, lui vive a Barcellona, quindi focus sul Camp Nou, sul Barcellona in quanto società, su Messi. A proposito, sono passati più di 5 minuti, in 5 minuti Messi, in questi 5 minuti che avete visto il video, Messi ha guadagnato 1.200 euro. Volevo solamente fare un inciso su quanto guadagna Messi, e quindi se vogliamo vederlo in Italia qualcuno si deve svenare. Parlo a te, Suning, parlo a te, Inter. E comunque, presto il video sul Barcellona, e faremo l'approfondimento, che solo su questo canale qua, ragazzi. Io non so più come dirvelo, ce la sto mettendo tutta per essere diverso dagli altri, e magari ci riesco, che ne sai. Date un occhio sempre al Community Tab, perché non molti lo fanno, vi vedo che non cliccate sul Community Tab, e tenete un occhio al podcast, perché lì facciamo audio più lunghi e più approfonditi, senza pause, insomma lo sapete cosa dovete fare.